Politiche agricole, uno sguardo all'Europa. Con questo incipit si è conclusa lo scorso 19 maggio la seconda edizione di Terre Volute, Festival della Bonifica, andato in scena a San Donà di Piave. Ultimo rush finale della manifestazione con un approfondimento sull'agricoltura, sulla gestione della risorsa idrica e sulla nuova PAC. In questi giorni abbiamo visto una serie di eventi, una serie di convegni che hanno fatto capire quanto importante sia l'acqua, il contesto dove viviamo, il territorio e quindi quanto importante sia questo connubio. Ecco perché l'approcciarsi alla politica comunitaria con lo spirito corretto fa sì che la programmazione vada nella direzione in cui anche la parte così più studiosa del nostro territorio la governi. Utilizzo del suolo, sicurezza idraulica, valorizzazione del territorio, un confronto pubblico per ragionare insieme sulla visione strategica da adottare anche in vista della prossima politica agricola comunitaria. Un'economia che in questo paese non può essere più legata tout court al cemento, al mattone, ma deve essere inevitabilmente legata ad una manutenzione di infrastrutture, manutenzione di un immenso patrimonio storico-culturale che viene trasformato da un museo stabile, fermo, ad un'economia dinamica in continuo movimento in grado di attrarre appunto quel turismo che legato all'agricoltura straordinaria nel Made in Italy agroalimentare possa fare la differenza. Quale sarà secondo lei l'agricoltura del futuro? L'agricoltura del futuro sarà un'agricoltura che guarderà sempre di più alla qualità del prodotto, un prodotto che dovrà avere certe caratteristiche intrinseche, sarà portatore di valori che sono il mantenimento dell'ambiente, valori etici come anche sui prodotti zootecnici, il benessere animale, per cui ci sarà un cittadino che sarà sempre più interessato proprio ai valori intrinseci su quello che mangia, senza dimenticare poi che vuole sempre più un prodotto che abbia delle caratteristiche salutistiche, per cui vuole anche una garanzia di sicurezza alimentare. E poi il tema dei giovani in agricoltura. Con oltre 55.000 aziende agricole guidate da Under 35, l'Italia è al vertice dell'Unione Europea per la presenza di giovani che lavorano in questo settore. Dobbiamo far sì che questi giovani diventino gli imprenditori del futuro, quindi un'agricoltura sempre più sostenibile, pulita, dove l'acqua è fondamentale. Penso che il futuro del giovane in agricoltura sarà quello sempre più di fare un'agricoltura sostenibile, un'agricoltura che rende spugnoso il nostro territorio. Partendo dalle esperienze maturate in Veneto, un dialogo per un futuro comune, con la consapevolezza che l'acqua è un bene prezioso e indispensabile.